Nuovamente in diretta con Focus TG andiamo nel Vicentino a Villa Verla, dove un pensionato ha perso la vita travolto mentre attraversava la strada. Inchiesta per omicidio stradale e shock dei soccorritori. Nell'attimo ho aperto il bagagliaio della macchina, il tempo di mettere l'ombrello dentro e il signore non c'era già più. Ho sentito una grande botta, tantissima paura. Tantissimo, una cosa indescrivibile. Campeggia un mazzo di fiori all'indomani del dramma, le lacrime agli occhi per chi ha assistito alla tragedia che si è consumata a Villa Verla intorno alle 19 di sera, quando Gilberto Ongaro, pensionato residente a Caldogno, secondo le prime ricostruzioni ha perso la vita investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce. In tanti si sono precipitati fuori dalle attività per prestare assistenza. Avete chiamato i soccorsi voi? Sì, tutti quanti, perlomeno anche cittadini che erano in macchina, chi era a piedi, chi passava in macchina, la strada è stata chiusa, abbiamo deviato le macchine nel senso opposto e purtroppo però c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Saranno gli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto lungo la provinciale 349 in via Capovilla. Pioveva e il sindaco ha spiegato che proprio in quel frangente c'era stato un problema all'illuminazione pubblica in quel tratto. La dinamica dell'incidente deve essere accertata dalla Polizia Locale del Consorzio Nevi, che è intervenuta per i rilievi. Sta di fatto che probabilmente a causa delle piogge ieri sera l'illuminazione non funzionava, il comune era stato avvisato e avevamo proprio chiamato la nostra reperibilità mezz'ora prima dell'accaduto e l'elettricista stava intervenendo. Ed ora andiamo a Fontaniva, in provincia di Padova, per l'assalto alla casa degli imprenditori Nicolini. 3 banditi armati, dopo aver legato e minacciato con la pistola la proprietaria, sono scappati con gli ori di famiglia. Il terrore che si materializza sulla soglia di casa, una pistola puntata alla testa e 3 uomini pronti a colpire. È l'incubo vissuto dalla famiglia Nicolini, nota per l'attività di recupero materiali nella zona industriale di Fontaniva. Erano da poco passate le 19:30 quando una banda ha messo a segno la violenta rapina. I malviventi, con il volto travisato, hanno atteso il rientro a casa della proprietaria e, sotto minaccia dell'arma, sono riusciti a entrare nell'abitazione, immobilizzando e legando la donna. Costretta ad aprire la cassaforte, la vittima ha assistito impotente mentre i rapinatori si impossessavano degli ori di famiglia prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Mi dispiace perché li voglio bene, siamo vicini, gente che lavora, che cerca di sopravvivere in questo mondo sempre più malato, in tutti i sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora esaminando i sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti del gruppo. Nessun ferito, ma resta lo shock per un episodio che scuote una comunità. Fucilarli, una stretta sicuramente ci vuole. Secondo me la stretta serve soprattutto alle forze dell'ordine di avere il potere di agire in maniera un po' più libera. Come facciamo a sentirci sicuro? Impossibile. Soprattutto per i giovani e anche gli anziani che vivono da soli. Dispiace perché abbiamo una realtà triste, non ci si può difendere neanche a casa nostra, hai paura proprio delle proprie mura domestiche. Essere più severi con la legge, non dico come in America, non arrivare a queste cose drastiche, però essere più severi perché tanto ci prendono in giro. Sicuro proprio no, diciamo, ci vorrebbe più controllo, ecco, più giri che fa, cioè la ronda della polizia o qualcuno che insomma possa controllare, perché ormai si sentono non solo, cioè dappertutto qua, almeno nel Triveneto vedo che il fenomeno è diciamo abbastanza frequente, troppo. A Vittorio Veneto invece sono stati identificati 2 malviventi che in una notte avevano messo a segno almeno 3 colpi nel cuore della città, spaccando le vetrate dei locali e arraffiando tutto quello che potevano. 3 colpi in una notte, nel mirino dei ladri, 2 esercizi pubblici ed un negozio di parrucchiere. Il modus operandi era lo stesso, mandavano in frantumi le vetrate dei locali, poi l'irruzione lampo, arraffavano quanto potevano e fuggivano, lasciandosi alle spalle ingenti danni. L'esasperazione di uno dei titolari dopo l'ennesimo furto che ai nostri microfoni aveva detto. Ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più.
Furti e spaccate messe a segno a Vittorio Veneto. Nel mirino erano finiti l'Enoteca Peccato Divino, la Galleria dell'Arte e l'Air Studio di Young. Incastrati dalle impronte digitali, i 2 ladri sono stati identificati e denunciati. Le successive analisi dattiloscopiche e le comparazioni di laboratorio hanno permesso infatti di dare un nome ed un volto alle tracce reperite, attribuendole senza margine di errore agli indagati. È stata un'attività che ha concluso la stazione di Vittorio Veneto in maniera brillante, direi, perché hanno, tramite un sopralluogo fatto in maniera certosina, hanno rilevato delle impronte digitali che appartenevano a 2 soggetti, un 21enne e un 30enne di origine marocchine, senza fissa dimora e con precedenti di polizia proprio specifici per questo tipo di reati, che si erano resi responsabili e sono ritenuti responsabili di una vera e propria scorribanda notturna che era avvenuta il 19 di maggio del 2025 a Vittorio Veneto. Bottini esigui, pochi spiccioli, qualche bevanda, ma il danno strutturale provocato invece era ingente. L'operazione odierna testimonia l'attenzione continua e costante posta dall'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, fenomeno che colpisce direttamente la percezione di sicurezza dei cittadini e del tessuto economico locale. Negli ultimi periodi questi casi hanno riguardato un po' tutti i comuni e siamo riusciti anche in altre circostanze a identificare gli autori e si tratta sempre molto spesso di persone che vivono un po' ai margini e quindi questi furti in realtà hanno un ritorno economico bassissimo per chi li commette, ma in termini di danni lasciano sicuramente il segno in chi li subisce, quindi la nostra azione di contrasto è proprio nel cercare di prevenirli soprattutto, ma anche a distanza di tempo di trovare una soluzione al caso in maniera tale che chi poi ha subito questo danno possa eventualmente anche essere risarcito. Le indagini continuano per accertare se i 2 malviventi possano essere responsabili di altri furti. E poi ci sono le truffe, nella lunga serie di truffe che vengono messe a segno c'è anche quella del finto idraulico. Sembrava una persona competente, si è presentato con tuta e attrezzi, ci ha chiesto soldi per verificare se c'era una perdita di gas. Dopo aver sborsato 150 euro è sparito e siamo rimasti senza riscaldamento con i bambini in casa. Siamo nel comune di San Biagio di Callalta, qui vive l'ultima vittima del cosiddetto idraulico fantasma, una famiglia con 5 figli, tutti minori, rimasta al freddo dopo aver versato una caparra per un allacciamento alla rete del gas. L'uomo si è presentato puntuale, ha fatto un sopralluogo e chiesto un anticipo, poi la fuga e il silenzio. Un copione già visto decine di volte tra le province di Treviso e Venezia, il falso idraulico tuttofare, un 40enne residente nel Trevigiano, intercetterebbe le vittime sui gruppi Facebook di quartiere, proponendo interventi rapidi a prezzi stracciati. Dopo aver incassato somme che vanno da poche centinaia fino a 1.500 euro, si rende irreperibile. Cambia nome online, modifica fotoprofilo e riparte da zero. Spesso nel mirino finiscono anziani o famiglie in difficoltà. In alcuni casi, oltre al danno economico, restano anche caldaie smontate e inutilizzabili. Questa la testimonianza di una delle tante vittime. Avevo bisogno di installare una nuova stufa a pellet nel secondo piano di casa mia che era al freddo, quindi non aveva riscaldamento. Ho messo un annuncio sui social, cui mi ha risposto spacciandosi per un caldaista, un esperto del settore, è venuto, ha fatto un sopralluogo, io avevo già la stufa, lui doveva semplicemente comprare i tubi e fare il montaggio. Mi ha chiesto un acconto di 300, gliene ho dati 250 per bonifico. Per l'acquisto del materiale, dopodiché arrivato il bonifico lui mi aveva dato appuntamento per il giorno dopo e è sparito. Le denunce si moltiplicano, le forze dell'ordine stanno cercando di riunire i casi in un unico fascicolo per contestare la serialità delle condotte, ma intanto il finto tecnico continuerebbe a muoversi tra la Marca e il Veneziano, lasciando dietro di sé una lunga scia di famiglie truffate. Ci fermiamo ancora per una piccola pausa, tra pochissimo.
Cecchini, esperti anti-hacker, droni per le ricognizioni aeree, agenti della scientifica dotati di bodycam. Verona si blinda per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina domenica sera in Arena. Si attende la lista definitiva delle personalità, confermata Giorgia Meloni, in forse Donald Trump. Poche ore prima dell'evento andrà in scena anche una contromanifestazione della rete Olimpiadi No Grazie. I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona. Tutto pronto o quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano Cortina, in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente e Piazza Bra si offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe assistere alla finale di hockey domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi alla sera in Arena per la cerimonia di chiusura. Intanto è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033. Era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia, chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile. E si è parlato in queste ore della proposta avanzata da Luca Zaia di candidare Venezia e le regioni limitrofe alle Olimpiadi estive del 2036 o del 2040 sul modello di giochi diffusi come quelli di Milano e Cortina, un tema del quale ha detto parlerà domenica con la premier Giorgia Meloni. E tra i commenti spicca quello del presidente della regione Alberto Stefani che sembra richiamare a temi più urgenti per la regione. Luca Zaia ha lanciato l'idea di un'Olimpiade ancora in Veneto nel 2036 o nel 2040, ha detto che ne parlerà con la Presidente Meloni, che ne pensa? Intanto finiamo queste, facciamo del nostro meglio e ovviamente oltre alle Olimpiadi c'è anche tutto questo che vedete attorno, la sanità, il sociale, l'importanza di essere vicini alla gente. Noi dobbiamo anche e soprattutto programmare questo aspetto importante del nostro territorio e io voglio essere in prima linea soprattutto per questo. I sollevamenti del Mose a Venezia hanno raggiunto quota 30 nel 2026, è un numero record che conferma per certi versi anche quelle previsioni su dei cambiamenti climatici con innalzamento dei mari che erano state fatte. È una città antica, di pazienza e di tempo ne ha avuto tanto, è una signora anziana che va governata e curata. Le cure per Venezia prevedono tra l'altro il sollevamento antiacqua alta delle paratoie del Mose, un medicinale che quest'anno si è dovuto somministrare con una frequenza mai vista prima. Per ora, nel 2026, ci sono già stati 30 sollevamenti in appena 51 giorni, un record. Venezia poi potrà anche essere una città fragile e anziana, ma ad essere invecchiato male in realtà è il mondo che le sta attorno. Le previsioni dell'IPCC, dell'ente che è più autorevole per fare questa cosa, dice che per la fine del secolo ci sarà un metro di livello relativo del mare in più, a cui dobbiamo aggiungere poi i contributi della subsidenza naturale che è infermabile. Questo vuol dire che nel giro di 20, 30, massimo più o meno di 10 anni, lei dovrà chiudere il Mose praticamente sempre. A quel punto non c'è più laguna, non è più manutenibile, non c'è più uso marittimo della laguna, che piaccia o non piaccia è quello su cui per migliaia di anni, per 1000 anni insomma, si è fondata la forza della dominante. E non ci sarà più città perché marcisce, non sono io che porto sfiga, è ovvio.
La voce del professor Andrea Rinaldo, nel suo campo un'indiscussa autorità di livello internazionale, echeggia in giornate in cui c'è chi sostiene che il Mose lo si stia già alzando troppo spesso. In realtà il meccanismo è automatico. La soglia per l'attivazione è una previsione di marea di 110 centimetri, con un margine di rischio di 10 centimetri. Quando la previsione raggiunge 100, per noi è 110, quindi si chiude. Si chiude quando, e si decide di chiudere, 3 ore prima che si alzi la barriera. Ora in 3 ore la marea può cambiare, cambia un po' il vento, succede qualcosa e quindi a volte non si raggiunge il limite del rischio, però deve essere molto chiaro, e siamo qui per spiegarlo a tutti, che il processo decisionale non è una cosa che cambia ogni giorno. In ogni caso, per ora la quotidianità delle maree a Venezia rimane ancora una questione governabile. Il pericolo, piuttosto, come sostengono gli esperti, è in un futuro più vicino di quanto si possa pensare. Il problema di Venezia è un problema gravissimo ed è un problema che io credo che richiede un intervento e un ripensamento completo, perché in realtà quello che succede è che Venezia può diventare un esempio per tutto il mondo di quando l'ambiente costruito non è rilocabile. Singapore abbandona tutto, va da un'altra parte. Con Venezia non vorrei che si facesse, perché devo confessare una cosa: da 40 anni abito a Padova, ma io sono nato e cresciuto a Venezia, quindi ci tengo. Aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro in Veneto, lo rivela lo studio La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto di Fondazione Corazzina e CISL Veneto. Crescono il numero delle denunce come crescono il numero degli infortuni, quindi da una parte c'è maggiore consapevolezza di chi si infortuna nel processo di denuncia del fatto grave che gli può accadere. Poi ci sono quelli mortali purtroppo che sono anche quelli in forte aumento, dall'altra parte però ci allarma moltissimo il numero crescente di infortuni anche gravi. Sono 71.867 gli incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto denunciati all'INAIL nel 2025. Di questi 60.237 sono avvenuti nei luoghi di lavoro, mentre 11.630 in itinere. L'aumento è di 1.681 rispetto all'anno precedente e 2.935 rispetto al 2020, più 4,25%. Si esclude il picco del 2022 influenzato dal Covid. Tra le province in cui si è registrato un considerevole aumento, in testa ci sono Verona e Padova. Verona e Padova sono due province che hanno visto aumentare il numero degli infortuni e soprattutto quelli mortali, in particolare la provincia di Verona. Questo è determinato naturalmente anche dall'incidenza della popolazione residente e dal numero dei lavoratori occupati. Le province di Belluno e di Rovigo sono quelle meno esposte proprio per il numero di residenti e lavoratori occupati. Giovani e ultra cinquantenni tra le fasce più colpite. I giovani, quindi fino ai 35 anni, e i senior. Ci preoccupa moltissimo l'incremento sia di infortuni non mortali che di mortali nei lavoratori senior, oltre a quelli stranieri purtroppo che sono anche quelli molto esposti. I senior ci preoccupano perché significa che ovviamente sta invecchiando la demografia nel nostro territorio e nel nostro paese, e serve anche qua un investimento forte, una multidisciplinarità di approccio del problema a partire dalla formazione. Bisogna evitare che i lavoratori senior, quelli dai 50 anni in su, per capirci oggi tecnicamente a 55 anni si è anziani, vengano coinvolti in mansioni che non sono adeguate alla loro età e al loro status anagrafico. La formazione è fondamentale, ribadisce il sindacato. Serve ancora maggiore investimento in formazione e in consapevolezza. Quello che stiamo facendo è un grande lavoro assieme alle imprese virtuose, al sistema della bilateralità, ai presidi che abbiamo previsto a livello nazionale e regionale, però è ancora molto quello che c'è da fare proprio per i numeri che sono emblematici anche della crescita dei morti che ci sono stati nel 2025. Gestione del turismo, ambiente e statuto speciale, ma tutto parte dal ripopolamento di Venezia. Con questi temi Andrea Martella, il candidato sindaco di centrosinistra, ha dato il via alla campagna elettorale per le amministrative di questa primavera. Non è un capitolo del programma, è la questione principale, il nodo da cui tutto deve generarsi, perché
ripopolare significa avere case a disposizione, perché ripopolare significa avere servizi, perché ripopolare significa avere un'attività economica non solamente legata ai flussi turistici, ma alla capacità di creare nuova occupazione, nuove attività. Dal ripopolamento di Venezia nascerà il vero cambiamento. È la sfida del candidato sindaco di centro-sinistra Andrea Martella, che ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale davanti a centinaia di persone riunite al Cinema Candiani di Mestre. Abitare, lavorare, proteggere, ricucire sono le parole chiave della proposta, oltre alla volontà dello statuto speciale per la città. Il nostro metodo è il dialogo, il confronto, l'apertura, e proseguiremo in questo modo dimostrando che tutti potranno sentirsi protagonisti del destino di Venezia. Io mi candido a sindaco perché voglio ascoltare la città e voglio guidare il cambiamento. Penso che sia possibile farlo perché Venezia e Mestre hanno tutta la forza per ripartire e bisogna fare delle scelte concrete. Ne ho indicate alcune: abitare, lavorare, proteggere la città, renderla più sicura e rigenerarla. Questa è l'ambizione che noi abbiamo. Riusciremo a farlo perché sento una voglia di cambiamento che noi vogliamo interpretare al meglio, con credibilità e con serietà e ho detto, con la forza di cambiare. La prima parte dell'evento ha visto gli interventi dei rappresentanti delle forze politiche e civiche della coalizione che sostengono Andrea Martella. Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista. La nostra coalizione è ampia, plurale. Io a tutti ho chiesto non un atto di fede ovviamente, ma ho chiesto fiducia, impegno, determinazione, credere nella nuova speranza che noi possiamo mettere in campo per Venezia. La risposta è importante e penso che non potrà che rafforzarsi. E intanto dal centro-destra continua il silenzio sul candidato. A Venezia la coalizione ha scelto me, l'abbiamo fatto sulla base di un progetto, dall'altra parte vedo che il progetto non ce l'hanno, il candidato nemmeno, penso che sceglieranno a Roma il candidato non sulla base di una idea per il futuro, ma sulla base di una spartizione fra di loro. Non credo che noi ce ne occuperemo più di tanto, andiamo avanti per la nostra strada con le nostre idee. Silvio Giovine è il nuovo vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il deputato vicentino fissa le priorità del partito. C'è tanto da lavorare. C'è tanto da lavorare. Silvio Giovine ai vertici regionali di Fratelli d'Italia lancia la carica. Il nuovo vice coordinatore veneto ha le idee chiare sulle priorità del partito. I primi obiettivi sono sicuramente quello di rendere capillare la nostra campagna referendaria. Questa è un'opportunità storica per il sistema paese, non possiamo mandarla alle ortiche. E poi c'è il grande tema delle amministrative. Il centrodestra e il nostro partito crede fortemente in un radicamento sul territorio che passa inevitabilmente per quel processo di valorizzazione della nostra classe dirigente fatta di militanti, di amministratori che devono essere sempre più responsabilizzati all'interno dei comuni. Da lì passa inevitabilmente la possibilità di capitalizzare al meglio lo straordinario impegno che a livello nazionale sta portando avanti il leader Meloni. Il partito della Premier punta a crescere nei numeri intercettando la fiducia degli elettori a livello nazionale, ma partendo dai comuni più piccoli. Se prendiamo ogni tornata elettorale, noi siamo sempre cresciuti, non solo a livello politico nazionale con le europee, ma anche alle amministrative. Quindi c'è un percorso di crescita che va consolidato e certamente, come dicevo prima, non può prescindere da una presenza sempre più autorevole all'interno delle giunte e anche tra i sindaci della nostra regione. A Campo d'Arsego, martedì prossimo, le riprese del film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, il set nella frazione di Sant'Andrea. L'area attorno alla chiesa e poi via Dosso, via Galilei, la frazione di Sant'Andrea di Campo d'Arsego si trasformerà per un giorno in un set cinematografico. Martedì 24 febbraio dalle 6 e fino alle 18 si svolgeranno qui le riprese Sì domani non torno, il film diretto da Paola Randi tratto da Cara Giulia, il libro scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso, il ricordo e memoria della figlia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Giulia è la figlia ideale, studia, disegna, sogna di vivere in una brughiera, colleziona scatole, regala sorrisi dolcissimi. Poi una sera scompare inghiottita da una morte assurda, un femminicidio.
Così Gino Cecchettin, che da quel tragico 11 novembre 2023 non ha mai smesso di dare voce a Giulia e alla sua storia, non una mera ricostruzione dei fatti, non una cronaca giudiziaria. La regista pensa a un'opera che faccia memoria per continuare a ripetere la domanda che Giulia, con il suo sorriso, continua a farci. Perché? E continua in provincia di Padova l'attività dello sportello legale gratuito contro le discriminazioni di genere, affidato l'incarico triennale. Nel 2025 seguiti una trentina di casi. Ci sono situazioni che riguardano soprattutto, come dire, il rientro dalla maternità, il appunto ritrovare lo stesso impiego al proprio rientro, l'accessibilità in qualche caso anche ai contesti lavorativi e la conciliazione dei tempi di vita personali, sia nel caso in cui le persone debbano, come dire, curare i propri figli e figlie, oppure anche nel caso di carichi di cura anche per i propri genitori anziani. 27 casi seguiti solo nel 2025, una settantina i contatti. Continua l'attività dello sportello legale gratuito creato dalla provincia di Padova contro le discriminazioni di genere. Aziende di tutte le tipologie, dalle multinazionali agli artigiani, vessazioni esercitate da uomini ma anche da altre donne. Emerge un quadro molto sorprendente. Da un punto di vista numerico e da un punto di vista qualitativo. Numerico perché sono molti casi di donne che ancora oggi subiscono discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, e da un punto di vista qualitativo perché è amplissimo il ventaglio di contestazioni che vengono mosse. Allo sportello si accede dal portale della provincia di Padova. Lo sportello è di facilissimo accesso, si trova appunto anche sul sito della consigliere di parità e l'indicazione su come accedere, c'è un format da compilare. Le segnalazioni sono veramente continue. D'altro canto lo vediamo che quotidianamente le donne sono, rispettivamente ai maschi, decisamente sottopagate. È una realtà che constatiamo veramente nelle dichiarazioni delle donne che vengono a proporsi al nostro sportello d'ascolto. Si può fare molto perché oggi abbiamo un impianto normativo solido che consente alla consigliera e alle persone che sono vittime di forme di discriminazione di avere una base giuridica che consente di azionare queste pretese. Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, le priorità per la nuova presidenza di Gianluca Pedrone sono sicurezza, protezione civile e servizi condivisi. Sicurezza, protezione civile, polizia locale e servizi sovracomunali. Sono queste le priorità del programma 2026 della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. A guidare l'ente per l'anno in corso è Gianluca Pedrone, 31enne sindaco di Borgoricco, subentrato a Valtergallo. Tra i provvedimenti la Giunta ha approvato l'indirizzo per finanziare con circa 10.000 euro le visite mediche obbligatorie per oltre 200 volontari della protezione civile dei 10 comuni aderenti. Nel 2025 i gruppi hanno realizzato quasi 200 attività tra interventi di emergenza, addestramenti e servizi per manifestazioni. In particolar modo intendiamo valorizzare il mondo del volontariato e della sicurezza. Oltre 200 sono i volontari della protezione civile che fino ad oggi hanno sostenuto personalmente le spese per le visite mediche annuali e di concerto con gli altri sindaci abbiamo deciso di stanziare un finanziamento per sostenere come federazione il costo di queste visite. Intendiamo anche implementare il corpo di polizia locale, quindi aumentare il numero di agenti sul territorio per garantire maggiore sicurezza sia stradale che urbana. Sul fronte della sicurezza territoriale, la polizia locale di federazione, guidata dal comandante Antonio Paolocci, prevede l'assunzione di 5 nuovi agenti in 5 anni. Avviato infine l'iter per la nomina del dirigente coordinatore della federazione, con conclusione prevista entro fine marzo. Con questo per ora è tutto, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.